Ben ritrovati, nuova puntata di Cronache Trevigiane. Cercheremo di dare una risposta da dove nasce il vino perfetto, ma parleremo in questa puntata anche dei frutti di stagione che la primavera ci sta per regalare e ancora di tradizioni della festa del popolo veneto, ma anche di innovazione nel campo turistico. Iniziamo proprio da questo argomento, ecco il servizio. Un moltiplicatore di opportunità da non lasciarsi sfuggire. Avrete visto in questi giorni uno spot della Regione Veneto che riguarda il Programma Operativo Regionale e il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. Rivediamolo. I nuovi progetti imprenditoriali, la ricerca, il miglioramento della competitività, le tecnologie digitali. Il Veneto come motore d'Europa per migliorare la qualità della vita, per la crescita intelligente e sostenibile del territorio della nostra regione. I bandi della Regione del Veneto per il finanziamento con fondi europei POR-FESR aprono la porta verso un futuro migliore. Abbiamo quindi capito che si tratta di finanziamenti che attraverso i bandi promossi anche sulla stampa vengono concessi alle imprese per agevolare le possibilità di investimento sul territorio. Un'autentica possibilità di sviluppo, un piano di crescita economica e sociale per l'innovazione, le politiche industriali, energetiche e di tutela dell'ambiente. Abbiamo aperto 2 nuovi bandi che scadranno il 12 aprile. Uno riguarda il bando relativo alle reti di impresa, quindi alla possibilità di più soggetti di mettersi in rete per sviluppare un nuovo prodotto turistico o un prodotto turistico esistente che viene innovato oppure addirittura una nuova idea di turismo. Significa mettere insieme 9 imprese, almeno 9 imprese, 3 delle quali almeno devono essere del settore ricettivo per incentivare anche quei territori meno conosciuti. L'altro bando, che scadrà anche questo il 12 aprile, invece riguarda l'innovazione all'interno delle strutture ricettive, quindi alberghi ma non solo, tutti coloro che vogliono innovare nel senso anche della tecnologia, il proprio albergo, la propria struttura turistica possono farlo partecipando a questi bandi cofinanziati dalla Regione Veneto e dall'Unione Europea. Poi abbiamo fatto un bando particolare soprattutto per la montagna veneta. Qui abbiamo disponibili 12 milioni e mezzo con bandi che sono già stati aperti e già anche chiusi e vedremo se avremo la possibilità in futuro di riaprire questa graduatoria, dove abbiamo dato la disponibilità a chi vuole innovare le proprie strutture ricettive, quindi anche dal punto di vista proprio strutturale, poter fare grandi rinnovamenti in vista dei mondiali 2021 di Cortina. Federico Canera, assessore al turismo e alla programmazione fondi europei, ci spiega lo spirito dell'iniziativa. Progettualità ne abbiamo tante, nel senso che stiamo sviluppando anche il nuovo DMS regionale, il Destination Management System, che significa in sostanza linkare tutto il territorio veneto, perché stiamo spingendo molto sul tema dell'online e quindi linkare tutto ciò che la Regione Veneto può offrire in termini di opportunità turistiche, ma non solo, anche culturale, quindi musei, enogastronomia, cicloturismo sul territorio, turismo equestre, linkarlo in un grande contenitore e lì mettere tutta l'offerta del Veneto, quindi un soggetto terzo quando entra nel sito internet della regione troverà tutto il Veneto a sua disposizione. Tutte le notizie relative al programma operativo regionale sono consultabili dal sito regione.veneto.it.